perché noi oggi iniziamo un percorso che ha due finalità: quello di protestare contro una manovra che non solo non dà nulla a lavoratori e lavoratrici, ma peggiora le condizioni per andare in pensione, per poter andare a fare semplicemente la spesa ogni giorno. Provate a pensare qual è il caro vita dell'ultimo anno, e io non vi parlo di un'inflazione lunga 5 o 6 anni, in un anno si sono raddoppiati i costi della vita. Provate a pensare quanto costava la benzina a maggio e quanto costa oggi. Oggi molti di noi vanno a lavorare per pagare pane, latte e benzina, basta! Adesso basta!